si sente un tuono forte, fortissimo, e vedo un vulcano eruttare. Mamma, che paura! Esce lava infuocata e bollente e tutta la gente che era alla festa prende paura e scappa. Aiuto, aiuto! Dalla terra cominciarono a vedersi grosse uova, ma che dico, gigantesche uova, ma non erano uova di piccione e nemmeno di gallina, erano uova di dinosauro. Chi mai le avrà nascoste sottoterra? Ecco perché trema così tanto la terra. E al sole queste uova si scappano e come per magia ecco che si schiudono. Attenzione! Ad ogni uovo cominciò ad uscire un dinosauro. C'è un elemento che non vuole aprirsi, un dinosaurino che non vuole uscire, com'è che non si rompe questo guscio di uovo? Guarda, dai, spingi, rompilo con le dita. Niente, questo dinosauro non vuol nascere. Ce l'ha fatta! Oh, guardate quanti dinosauri! Alcuni avevano il collo lungo e una coda lunga, altri avevano un corno o una cresta. Qualche dinosauro era bruttissimo, impressionante. Parte di loro cominciarono a mangiare erbe e piante. Erano molto pesanti e si muovevano lentamente. Ma non tutti. Guardate, ce ne sono anche di veloci, con i denti affilati e i loro artigli ricurvi. Catturano e mangiano altri dinosauri. Che paura! Aiuto, aiuto! Un tirannosauro rex! Mi sta rincorrendo! Voglio scappare! Aiuto, aiuto! No, non voglio più sognare, voglio svegliarmi. Per fortuna, non è vero, per fortuna questi dinosauri non ci sono più, sono sottoterra. Meno male. Prendete i vostri strumenti, ragazzi belli. Dinosauri. Guardate il maestro Luigi, attenzione.